Dunque, Chiara Valsecchi, che è professoressa ordinaria di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Padova, è stata presidente della scuola di giurisprudenza di Padova ed è presidente del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Tra le sue pubblicazioni ricordo In difesa della famiglia, divorzisti e antidivorzisti in Italia tra 8 e 900, pubblicato nel 2004, e Padri presunti e padri invisibili, filiazione e ricerca della paternità nel diritto italiano tra 8 e 900 del 2015. Siamo quindi in linea e in tema con l'intervento precedente. Il titolo del suo intervento oggi è La condizione giuridica delle donne nella legislazione italiana tra 8 e 900, quindi facciamo un salto cronologico e quindi con molto piacere le lascio adesso la parola. Grazie. Grazie mille, è bellissimo essere qui, riassumo i ringraziamenti proprio in questa frase per non perdere tempo. Il mio compito sembra un po' più leggero perché ho solo 1 secolo e mezzo da trattare con voi, però vi porto, apriamo un capitolo nuovo con questo mio intervento, perché appunto vi porto in un sistema che nel frattempo, dal punto di vista delle norme, del meccanismo di formazione delle norme e anche dal punto di vista del contenuto delle norme, è cambiato molto rispetto a quello che fino ad ora avete sentito raccontare. In mezzo, e io di quella naturalmente non posso parlare, ma in mezzo c'è la Rivoluzione francese, quindi un passaggio epocale dal punto di vista in generale del diritto. È l'epoca in cui si teorizza un diritto uguale per tutti, si teorizzano i diritti dell'uomo in termini generali. Uomo qui appunto dovrebbe comprendere anche il genere femminile, e tuttavia andrò proprio per sommi capi naturalmente, ma richiamo subito così la vostra attenzione sul fatto che moltissimo è cambiato, ma non necessariamente questo significa un miglioramento. Anche sotto alcuni profili, per esempio il tema della ricerca della paternità, ve lo diceva proprio poco fa la professoressa Lombardi, subisce una stretta nel passaggio tra 7 e 800, nel passaggio dal diritto appunto delle consuetudini, del diritto romano, delle leggi cittadine, al diritto invece dello Stato, il diritto che si condensa anche proprio formalmente dentro dei codici che sono uguali per tutti i cittadini, sono finalmente delle leggi chiare, più semplici, più comprensibili, eppure su certi temi, ad esempio sul tema della responsabilità dei padri che hanno avuto fuori dal matrimonio dei loro figli, questo non significa affatto un cambiamento in meglio. Quindi ci sono luci, ma ci sono anche molte ombre. Il mio punto di partenza, proprio per le ragioni che vi accennavo ora, cioè che c'è stato un cambiamento epocale, è proprio per cenni, però ve lo nomino, è il primo codice civile promulgato in Europa e quindi, come dire, nel mondo, cioè il codice civile francese promulgato da Napoleone nel 1804, che dobbiamo tenere come punto di riferimento perché intanto appunto è come l'esito ultimo del decennio rivoluzionario, condensa i risultati acquisiti anche dal punto di vista proprio del diritto civile in generale nel percorso di grandissimo rinnovamento avvenuto durante la rivoluzione, ma ci interessa perché rappresenta un modello di riferimento, ma ancora di più perché per l'Italia, per la storia italiana, è anche stato una legge vigente. Qui vedete proprio, naturalmente non mi ci soffermo, ma in questa slide riassuntiva sottolineo la circostanza che quel codice, chiamato appunto codice Napoleone perché promulgato e voluto da Napoleone, non è stato solo il codice civile dei francesi, anzi lo è ancora, perché con tante naturalmente modifiche, però è ancora in vigore in Francia, quindi ha passato già 200 anni, la dimostrazione dell'importanza, no, di questo testo. Questo testo però è stato, per un breve periodo, ma un periodo significativo, legge vigente praticamente anche in tutto il territorio italiano. Tra il 1806 e il 1808, nelle varie aree conquistate dalle truppe francesi e sottoposte direttamente o indirettamente al controllo francese, dell'Italia, intendo, le aree dell'Italia, quel codice è stato anche legge e ha segnato quindi anche per la storia italiana l'abbandono della lunga tradizione del diritto romano e dei diritti locali precedenti e l'ingresso dentro un sistema di legislazione statale appunto codificata.
Cosa ha significato dal punto di vista della condizione della donna l'utilizzo, l'entrata in vigore di una legge codificata? Il grande cambiamento che vi segnalo è la scomparsa di quella famiglia di ancien régime che avete sentito fin qui descrivere, un organismo di persone numeroso, tutto sotto l'autorità di un capofamiglia che si chiama pater, si chiama padre, ma che non è semplicemente dal punto di vista, come dire, biologico il padre, è il capofamiglia, ha sotto di sé i propri figli, certo, ma anche i propri nipoti, pronipoti, con le relative famiglie, cioè con mogli, figli. Quindi era un organismo politico, istituzionale molto, molto ampio, che sparisce con la Rivoluzione francese ed è sostituito, dal punto di vista anche appunto degli schemi giuridici, da quella che, con un aggettivo complicato e pericoloso, pur essendo ancora in uso nel sistema giuridico, anche nella nostra Carta Costituzionale, cioè l'aggettivo naturale, appunto definisce la famiglia come un organismo più piccolo formato da una coppia di uomo-donna e dai loro figli. Dunque la famiglia che è descritta da adesso in poi nei codici è una famiglia più piccola, più ristretta, e questo naturalmente comporta tantissimi cambiamenti, ma non necessariamente per la donna, in questo caso nella sua veste di moglie, è una liberazione. Al contrario, si può dire, l'assoggettamento che prima era al proprio pater familias, quindi poteva essere prima del matrimonio naturalmente il proprio padre o nonno, e poi quando la donna si sposava significava essere assoggettata al capofamiglia della famiglia del marito. La donna usciva dalla propria famiglia ed entrava in quella del marito, ma era quasi, mi verrebbe da dire, semplifico per sintesi, ma insomma era un assoggettamento che accomunava in fondo donne e uomini. Anche i figli erano sempre soggetti all'autorità del padre per tutta la loro vita, la patria potestà non cessava, non esisteva la maggiore età da questo punto di vista. Quindi tutto sommato donne e uomini erano, fino al Settecento, abituati a obbedire, e la differenza, che pure c'era ed era marcata, era meno evidente. Paradossalmente, quando la famiglia diventa quella di una coppia di uomo-donna, il fatto che la donna sia tenuta ad obbedire a quell'uomo che è suo marito, in un certo senso la rende ancora più debole. Ripeto, sto estremizzando, sto esemplificando, ma per sottolinearvi perché vi dico che il cambiamento in parte non è per forza un cambiamento in meglio, anche se dei diritti ci sono in più. Dunque la definizione che il codice dà di questo rapporto marito-moglie è concentrata, qui lo vedete, proprio non vi leggo il testo degli articoli per ragione di sintesi, ma li state intravedendo, nel fatto che appunto si sancisce esplicitamente un obbligo della moglie di obbedienza nei confronti del marito, che poi si traduce nell'obbligo di seguirlo dove egli fissa la residenza della famiglia e più in generale di seguire le indicazioni per la vita familiare che il marito assumerà. E dal punto di vista dei rapporti che la donna abbia all'esterno, questa soggezione al marito si traduce in termini proprio normativi nella cosiddetta autorizzazione maritale, cioè una donna sposata non può, siamo nell'Ottocento, quindi insisto sul fatto che il mondo è un po' cambiato, eppure la donna sposata non può amministrare il proprio patrimonio. Non solo è ovvio, direi, che non amministra il patrimonio della famiglia, ma se anche è proprietaria di beni, non può gestirli da sola, non può vendere, acquistare, compiere atti notarili, non può essere attrice in un giudizio, cioè non può agire in giudizio per tutelare il proprio patrimonio, non può nemmeno rispondere naturalmente qualora fosse citata in giudizio, non può partecipare ad atti notarili, insomma non può fare nulla in sostanza nella gestione dei propri beni se non ha l'autorizzazione del marito. Ci sono poi una serie di altri limiti che potete immaginare che si accompagnano a questi. Dunque i codici introducono una visione della famiglia che continua a mantenere la donna sotto quell'autorità del marito. Faccio però un cenno, scusatemi, qui mi è stato caricato non il PowerPoint, ma un PDF, quindi faccio un po' più fatica a scorrere. Vi segnalo però che non era scontato che andasse così.
era possibile anche per la mentalità pure di quel tempo immaginare una legislazione diversa, e un esempio in questo senso c'era stato ed è molto significativo, perché pochi anni dopo il codice in Francia, anche in Austria, un'altra grande potenza europea in quel momento, promulgano un codice civile, e anche il codice civile austriaco ha un peso enorme nella storia italiana, perché proprio qui in questa parte d'Italia, cioè nel cosiddetto Lombardo-Veneto, dopo la fine della Repubblica di Venezia e dopo la breve parentesi napoleonica, ceduto agli austriaci, quindi sotto il governo appunto asburgico, quindi sia la Lombardia sia il Veneto, hanno avuto dal 1816 fino al momento dell'unità d'Italia in vigore l'altro codice civile, il codice austriaco. Bene, nel codice austriaco, che ha le sue arretratezze sotto molti punti, la condizione della donna però è molto diversa. La donna non è soggetta all'autorizzazione maritale, la donna ha la piena capacità di agire e di gestire autonomamente i propri beni. Quindi c'è un'area d'Italia in cui fin dall'inizio dell'Ottocento quei limiti che vi ho così accennato e che sono però molto pesanti, la donna non li subisce, e anzi anche dal punto di vista del ruolo familiare, pur essendo chiaramente dispari la situazione del padre e della madre nei rapporti coi figli, tuttavia il codice austriaco riconosce un ruolo di cura e di educazione, e il fatto che sia riconosciuto dal diritto non è privo di importanza, anche alla madre. Quindi la donna poteva avere, era possibile immaginare che avesse un'autonomia piena e una capacità piena. La mentalità del tempo, come dicevo, ormai, come dire, ha un pudore nel dichiarare così inferiore la donna rispetto all'uomo. Dal punto di vista, come dire, umano, si è consapevoli che in fondo la donna le capacità le abbia, e appunto alcune legislazioni gliele riconoscono anche. Queste sono, come dire, le premesse con cui lo Stato italiano nasce nel momento in cui col Risorgimento le varie aree geografiche vanno unendosi a formare appunto il Regno d'Italia. Dunque, con questa eredità il Regno d'Italia avvia la sua legislazione. Si comincia già dal 1860 a progettare un codice civile. Qui non mi soffermo su questo testo programmatico, perché sarà quello che ho affidato poi alla vostra lettura, ma vi sottolineo il fatto che nel momento in cui si va a progettare il codice civile, che dovrà essere il codice civile italiano del Regno d'Italia, chi lo aveva redatto, il giurista Giuseppe Pisanelli, che era anche il ministro di Grazia e Giustizia, nel 1863, quando presenta il suo progetto di codice, lo presenta senza più l'istituto dell'autorizzazione maritale, e dice proprio, appunto lo sentirete, che ormai i tempi sono maturi per l'abolizione di questa limitazione imposta alle donne. E anche la commissione che era stata incaricata di analizzare per quanto riguarda l'area lombarda, che si stava proprio in quel momento unendo al Regno d'Italia, quel progetto confermava che l'esperienza appunto che in Lombardia si era vissuta fino a quel momento, che non conosceva l'autorizzazione maritale, poteva funzionare. Nonostante questo, appunto, 2 anni dopo, quando il codice civile viene promulgato, in realtà l'autorizzazione maritale la contiene. Qui vado naturalmente, come sempre, appunto, molto rapidamente. Dunque, solo 2 anni dopo la proposta di Giuseppe Pisanelli si è dibattuto in Parlamento e si è deciso che no, i tempi non sono maturi, che sarebbe esagerato proprio toglierla l'autorizzazione maritale. Le donne non hanno ancora, anche questo è stato accennato, prima si usava questo argomento, non hanno ancora una reale autonomia nella vita sociale, non sono in grado di mantenersi da sole, perché nessuna donna, come dire, soprattutto della società borghese, dell'alta società, lavora, compie da sola appunto i passi nella società della propria vita. Le donne appunto non votano, non hanno i diritti politici, quindi per proteggerle è meglio mantenere l'autorizzazione maritale. Dunque il codice civile il 1° gennaio del 1866 entra in vigore, e le donne tutte, anche le lombarde e anche le venete, che poco dopo si uniranno all'Italia, sono riportate di 50 anni, come dire, indietro, e rimesse sotto l'autorità del marito, che in realtà fino a poco prima non subivano.
Da quel momento comincia un periodo che la storiografia ha definito un mezzo secolo senza riforme. Entrato in vigore il codice civile sembra impossibile toccarlo, anche in quelle parti che appunto il dibattito pubblico già aveva mostrato essere superate. Se ne discute tantissimo, ora qui appunto non ho proprio il tempo materiale di entrare in questo dibattito, però vi segnalo che c'è un fortissimo dibattito su molti istituti, a cominciare per esempio dall'ipotesi di introdurre il divorzio, a proposito del tema della ricerca della paternità che il codice vietava totalmente, per cui sembrava un regresso anche rispetto alla tradizione del diritto più antico. Lo era, in effetti, se ne discute, ripeto, tantissimo, così come si discute di questa benedetta autorizzazione maritale e della condizione della donna, senza di fatto che si modifichi però praticamente nulla. L'unica norma che riescono a produrre, vedete qui proprio ve l'ho indicata, è una norma che nel 1877 comincia a consentire alle donne di intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. Pensate a quale grande riforma. Intanto ci si rende conto che sono affidabili almeno come testimoni, ma veramente praticamente null'altro si fa. In un periodo in cui in realtà si discute tantissimo, qui vado veramente come un indice soltanto a dirvi appunto di cosa si discute ad esempio della cosiddetta questione sociale. È cominciata la rivoluzione industriale, è cominciato appunto il crearsi di un'industria, è cominciata a esistere una classe operaia e tra questi operai ci sono tantissime donne che lavorano fuori dalle mura domestiche, cominciano di fatto a essercene tantissime, nonostante che si teorizzi che in realtà le donne non dovrebbero lavorare fuori casa. C'è un dibattito fortissimo che dice che appunto non è una cosa buona che le donne lavorino fuori casa. Questo contrasterebbe, le limiterebbe nel compimento di quelli che per natura sono i loro compiti, cioè essere moglie e madre. Qui sto schematizzando al massimo, ma naturalmente mi capite. Dunque se ne discute tantissimo, le lavoratrici in realtà ci sono moltissime. Gli imprenditori gradiscono moltissimo di avere delle operaie perché sono delle lavoratrici efficaci, molto più disciplinate spesso dei colleghi maschi, anche perché non possono per esempio associarsi in un sindacato e quindi non hanno rivendicazioni da fare, sono in genere più moderate nei comportamenti e soprattutto le si può pagare molto meno. Quindi l'imprenditore è ben contento di avere tante operaie, nonostante che appunto si dica che questo non è un bene per la donna. Dunque si comincia verso la fine dell'Ottocento almeno a porsi il problema se sia il caso di introdurre delle tutele per le lavoratrici donne e soprattutto per le lavoratrici madri. Un tema complicato, dibattuto, anche qui ve lo accenno soltanto, se ne discute molto, ne discutono molto anche le donne, perché naturalmente ci sono ormai molte donne che parlano pubblicamente, che scrivono, che intervengono con proprie pubblicazioni, con articoli, e sono divise anche le donne, perché anche l'idea di appunto introdurre dei limiti al lavoro delle donne in nome della loro tutela, come intuite, è problematico, e alcune tra le più importanti, tra le più grandi femministe, qui vedete proprio solo il nome di Anna Maria Mozzoni citato, hanno dei dubbi che sia veramente una tutela per le donne proibire loro, per esempio, di compiere tutta una serie di lavori considerati troppo faticosi o troppo pericolosi, perché di fatto molte di queste operaie, di queste donne che lavorano, di quel lavoro hanno un bisogno estremo, perché così mantengono la loro famiglia, contribuiscono a far mangiare i loro figli. Dunque, proteggerle dicendo loro che non possono lavorare, dice Anna Maria Mozzoni, le facciamo morire di fame, sane, perché non si ammalino lavorando. Quindi lei è molto dubbiosa che sia opportuno introdurre in nome della tutela delle donne un tipo di legge che appunto limita il lavoro delle donne. Altri, come per esempio Anna Kulishov, invece ritiene che comunque piuttosto che niente sia una miglioria. E questa miglioria, ammesso che appunto fosse tale, viene in effetti promulgata nel 1902, cioè una prima legge che parla di donne in quanto lavoratrici, ponendo in nome appunto della loro tutela effettivamente alcuni elementi di protezione che costituiscono però soprattutto dei limiti appunto al lavoro femminile, con tutte le luci e ombre del caso.
In particolare, naturalmente, la tutela riguarda le madri. La vera tutela, potrei dire, è quella che viene introdotta nel 1910, quando, stabilito che, lo era stato nel 1902, la donna deve astenersi dal lavoro almeno per un mese dopo che abbia partorito. Questa era una protezione, ma era una protezione, come intuite, molto limitata, se non si prevedeva, e l'intervento arriva però solo nel 1910, che in quel mese la donna ricevesse un sussidio, perché altrimenti un mese senza lavorare e quindi senza guadagnare non era una gran tutela, come intuite. E tuttavia ci si arriva, si introduce una cassa di maternità che appunto garantisca alle donne che davvero possono stare a casa per un mese, mangiando anche però, e non soltanto appunto riposandosi, ma senza redditi. Dunque qualche cambiamento, come vedete, in via indiretta arriva, ma fino a dopo la Prima Guerra Mondiale, qui salto completamente tutto un tema che naturalmente sarebbe molto importante, che è quello dell'accesso appunto delle donne ad altri tipi di lavoro. Qui ovviamente, ripeto, il tempo non ce lo consente, però se qualcuno è incuriosito eventualmente poi mi consulti che ve glielo racconto. C'è un enorme dibattito appunto, e ci sono una serie di limiti che riguardano le professioni, ma vi è stato già segnalato, cioè le donne lavorano come operaie, ma se volessero fare altro, cioè accedere a delle professioni, il medico, il farmacista, non parliamo delle professioni legali, avvocato, notaio, le difficoltà sono molte, anzi per le professioni legali è proprio impossibile per le donne arrivare appunto a svolgere queste professioni. Tutto questo fino a dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una vera svolta in questo caso, anche perché ha dimostrato drammaticamente che le donne dovevano, ma potevano anche svolgere tutti i mestieri, perché mentre gli uomini erano al fronte le donne hanno gestito, insomma, governato le città, amministrato, guidato i tram, fatto tutto quello che prima facevano gli uomini. E questo è finalmente il momento in cui anche il legislatore ne prende atto. Il ministro di Grazia e Giustizia Ettore Sacchi finalmente propone, e viene promulgata nel 1919, una norma che abolisce l'autorizzazione maritale e contestualmente dichiara le donne ammesse a pari titolo degli uomini a tutte le professioni, salvo alcuni limiti. Ad esempio la magistratura ancora non viene loro concessa, perché si dice quelle sono escluse quelle che comportano l'esercizio di diritti e potestà politiche. La donna ancora il voto, i diritti quindi politici non ce li ha. Però è comunque una grossa svolta, si può cominciare a fare le avvocate, le notaie, insomma, e tutte le altre professioni. Inizia dunque, corro, ma arrivo, almeno vi porto all'altro codice, quello del 1942 che è ancora in vigore. Si comincia dunque, nel 1919 si vede un'apertura, è un inizio di percorso di emancipazione che le donne stanno cominciando a compiere, ma che viene, direi, bruscamente interrotto con l'avvento del fascismo al potere nel 1922. Quello che poteva essere un inizio si rivela invece, come dire, un aborto di modifica, perché il regime fascista non è buono con le donne, anche qui appunto estremizzo per semplificare, ma certamente il regime non solo ripropone una certa idea di famiglia per ragioni, come dire, per scopi anche politici, una certa idea tradizionale di famiglia, ma proprio sistematicamente blocca la strada dell'emancipazione delle donne, innanzitutto appunto impedendo loro l'accesso al voto. È quasi una beffa quella dell'accesso al voto, perché c'era stata una proposta di legge approvata nel novembre del 1925 che avrebbe aperto alle donne il voto amministrativo. Peccato che già dalla primavera del 26 il voto sia eliminato per tutti, perché il regime non aveva nessuna intenzione di far svolgere libere elezioni, quindi le donne in realtà non votarono mai. Così come alle donne viene sempre più sistematicamente nel corso degli anni 20 e 30 bloccato l'accesso alla cultura superiore, alla cultura universitaria, che non è vietata, però è fortemente scoraggiata già dalla riforma della scuola, la riforma Gentile, e poi con una serie di norme che per esempio le escludono dalle cattedre delle materie più importanti nei licei, insomma chiudono molte strade alle donne per lo svolgimento delle professioni più alte nel mondo del lavoro, quindi tutta una serie di provvedimenti che riportano, perché questa è chiaramente l'intenzione, le donne all'interno della casa, della famiglia. L'ideologia
che il regime ha della famiglia si traduce poi in concreto nel nuovo codice civile che viene promulgato nel 1942 e che è tuttora in vigore, anche se la sezione, la parte che riguarda il diritto di famiglia, aveva stato ricordato prima, ha subito una drastica riforma nel 1975 e finalmente, come dire, in applicazione della Costituzione, perché c'è anche questo aspetto, naturalmente quel codice ci ha messo un po' ad essere adeguato ai principi costituzionali, sarebbe interessante, ma esula dal mio spazio vedere il perché. Benissimo, sì, ormai sono arrivata quasi al termine, quindi uso questi ultimi 5 minuti appunto per tirare le somme. L'idea di famiglia, dicevo, proprio dichiaratamente, proprio propagandata, ecco, uso questo termine non a caso dal regime, è che la famiglia sia, uso questa definizione di un giurista vicino al regime, Francesco Ferrara, che la definiva cittadella statale al servizio della nazione. La famiglia dunque ha un ruolo politico e come tale, si teorizza, quasi come fosse conseguenza scontata, deve avere una gerarchia. Se deve svolgere un ruolo al servizio della nazione, bisogna che abbia una sua disciplina ferrea e dunque è ovvio, secondo questa tradizionalissima ma appunto ripescata in pieno Novecento idea appunto del ruolo della famiglia, deve avere appunto una gerarchia, deve avere un capo. E proprio la parola capo è quella che noi troviamo nel codice civile a proposito appunto del rapporto tra coniugi. Dunque, vediamolo com'era prima della riforma il codice civile del 42. Pur non essendo più presente l'autorizzazione maritale come istituto, non lo ripristinano, non arrivano fino a questo punto, è significativo però che il clima culturale in cui quel codice viene promulgato è quello che, insomma, per sommissimi capi vi ho accennato, e che si intravede, paradossalmente, qui ve lo segnalo, per i giuristi è una finezza, ma insomma lo segnalo anche a voi, si intravede quasi più nelle rubriche degli articoli, che sono una novità del legislatore del 42 che ha pensato bene, complicando la vita poi agli interpreti, di aggiungere dei titoletti, delle rubriche agli articoli. Il codice precedente non le aveva e da questo punto di vista era più lineare, perché naturalmente qui, insomma, ripeto, curiosità da giuristi, per molto tempo ci si è interrogati sul valore normativo. Conta qualcosa la rubrica? No, la norma naturalmente non è quella. E però la rubrica qualcosa ci dice, per questo ve le ho inserite in questa slide, perché l'articolo 144 che descrive appunto la struttura della famiglia e dice, usa quell'espressione che vi citavo poco fa, il marito è il capo della famiglia, è rubricato quell'articolo, lo vedete, potestà maritale. Dunque non esiste più un istituto che era l'autorità maritale dell'Ottocento e però il legislatore del 1942 rubrica quell'articolo potestà maritale, che è ancora più forte paradossalmente di autorizzazione maritale. E infatti appunto il termine capo che viene utilizzato per indicare il ruolo del marito è molto forte, molto pesante. La moglie, come vedete, segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata a seguirlo dove lui decide di fissare la residenza. Naturalmente in questa visione tradizionale ci sarebbe il contraltare, cioè l'obbligo del marito di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni, ma come intuite è una gerarchia che sembra ristabilirsi in maniera veramente molto netta e molto forte. Dunque, in pieno Novecento, siamo appunto alla vigilia della guerra, la posizione della donna sembra ritornare ad essere quasi quella prima dell'avvento stesso dei codici e soprattutto prima appunto di quei passi di emancipazione che si erano verificati. Solo in chiusura vi do, come dire, l'apertura alla speranza. Dopo la seconda guerra mondiale, dopo la caduta del fascismo, le cose cominciano a muoversi un po' più rapidamente, sia sul fronte dei diritti politici, sia sul fronte dei diritti civili. Innanzitutto c'è l'accesso al voto, che è stato più volte ricordato, poi appunto qui il cinema ci aiuta perché è fresco, no? Il film di Paola Cortellesi che penso e spero abbiate visto tutti e quindi sapete già quando e come le donne hanno potuto votare, cioè appunto nella primavera del 1946, prima alle elezioni amministrative, e poi il 2 giugno con il referendum appunto che ha scelto
la Repubblica anziché la monarchia, e con le prime donne elette, quindi non solo l'elettorato attivo ma anche l'elettorato passivo, all'Assemblea Costituente. Lì è cominciata davvero un'altra storia, che peraltro avrebbe ancora molte tappe, perché naturalmente la piena parità, come abbiamo visto, non c'era ancora per esempio l'accesso alla magistratura, che nemmeno la promulgazione della Carta Costituzionale consente di conseguire. E qui, ripeto, lo lascio fuori dalla mia relazione, però tenete presente che anche la Carta Costituzionale, che dichiara, insomma, tra i suoi principi fondamentali l'uguaglianza, è stata da subito interpretata nel senso che oggi ci appare scontato, cioè che questa piena uguaglianza significhi appunto uguaglianza. C'è ancora l'idea che ci siano delle differenze naturali, si usa ancora questo aggettivo nel dibattito della stessa Assemblea Costituente, è molto evidente, e le solo 21 donne su 556 membri però hanno battagliato per noi perché certe cose emergessero, e gli atti appunto dell'Assemblea Costituente ce lo rivelano. Non significa appunto ancora nemmeno negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione un automatico adattamento delle norme del codice. Ve lo dicevo prima, la riforma è del 1975, quindi quella norma che dice che il marito è capo della famiglia resta in vigore fino a che alla fine degli anni 60 la Corte Costituzionale comincia a dire che non è compatibile con la Costituzione, e si arriva soltanto nel 1975 alla sua riforma. Su altri aspetti forse il tempo è ancora più lungo, ma insomma è sufficiente questo, perché il mio tempo poi si è esaurito, per darvi un'idea di come il cammino non sia effettivamente un cammino lineare. Su certi aspetti non bisogna abbassare davvero la guardia, perché la storia appunto procede a volte anche con dei passi indietro oltre che dei passi avanti. Ma mi fermo, grazie. Discorso del ministro Guardasigilli Pisanelli al Senato, 15 luglio 1863, in occasione della presentazione del progetto di codice civile. Darò non di meno ragione di un mutamento che si trova nel codice civile che ho l'onore di presentare. Esso riguarda l'autorizzazione maritale. Sa ognuno che l'autorizzazione maritale fu introdotta in Italia dalla legislazione francese. La questione, quindi, si presenta spoglia di ogni precedente, eccetto quello che ci è venuto dalla legislazione francese. Ora, considerato sotto l'aspetto giuridico, è indubitato che la donna presso di noi ha la capacità di amministrare la propria fortuna, che il matrimonio non ha per sé stesso l'efficacia di togliere la disponibilità dei propri beni, non la toglie al marito, non vi sarebbe dunque ragione giuridica perché fosse tolta alla moglie. Se la moglie ha l'obbligo di sovvenire alla famiglia, quest'obbligo non è meno grave per il marito. Se si considera che il marito ama la propria prole, può dubitarsi che la moglie non l'ami ugualmente? Potrebbe dirsi soltanto che il marito abbia fatto assegnamento sui beni extradotali della moglie, ma egli ha mezzo per cautelarsi, facendo costituire in dote i beni della moglie, quando veramente faccia assegnamento sopra i medesimi. Ma se trascura questa cautela, evidentemente la sua negligenza non può essere soccorsa, stabilendo un'incapacità innaturale ed una soggezione che ripugna all'umana natura quando non sia necessaria. Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti saranno regolati per consiglio comune, ma se viene meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito. La moglie cercherà rifugio nei tribunali e l'ultima scena di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi. Non posso resistere a dire, c'erano anche degli uomini che ragionavano così e bisogna ricordarlo. Questo è Giuseppe Pisanelli, appunto ministro, che diceva innaturale la soggezione della donna nel 1863. Si poteva fare, non era così assurdo. Grazie mille anche per questo senso, insomma, del dibattito, della complessità, insomma, del non appiattimento. Sì, qui abbiamo fatto un salto nell'età contemporanea e io quindi introduco molto brevemente, anche se siamo state fin troppo brave forse con i tempi, con il rispetto dei tempi, la relatrice successiva, che è Paola Stelliferi,
Mi fa molto piacere ricordare che Paola Stelliferi si è addottorata nel nostro dottorato di storia di Padova, Venezia e Verona all'epoca. Ha insegnato storia delle donne e storia di genere all'Università di Padova, è stata assegnista a Roma 3 e attualmente assegnista a Scienze Politiche a Padova, e tra le sue pubblicazioni ce ne sono 3 almeno dell'ultimo anno, e quindi ecco, anche questa è una cosa che insomma che fa una certa impressione. Una biografia di Tullia Romagnoli Carrettoni, e poi ha scritto assieme a Alessandra Gissi un libro sull'aborto, sulla storia dell'aborto in Italia, che è uscito appunto nel 2023, e assieme a Stefania Voli ha curato un volume su 50 anni di rivolta, quindi sul femminismo italiano degli anni 70, che è uno dei temi, è stato a lungo uno dei temi di ricerca di Paola. Il suo intervento di oggi si intitola Le contraddizioni del periodo post-costituzionale, e quindi con piacere le lascio la parola. Grazie ad Elisa, grazie a tutte. Allora, la relazione che mi ha preceduta mi ha preparato il terreno alla perfezione, perché appunto a me è stato assegnato il gradito compito di ripercorrere i primi decenni dell'Italia repubblicana, quindi di guardare alle contraddizioni del periodo post-costituzionale. Vedrete tornare moltissimi dei temi che sono stati già affrontati o evocati in tutte le relazioni precedenti, in realtà, a partire da dalla prima di Simona Feci sulla storia del diritto medievale e moderno, e questo proprio a riprova del fatto che quando si adotta la prospettiva della storia delle donne, anche le periodizzazioni più tradizionali, più forti, diciamo, vengono messe in discussione. E infatti vedremo come, perché questa parola, le contraddizioni del periodo post-costituzionale? Beh, perché abbiamo una situazione in cui accanto alle innegabili innovazioni e conquiste ci sono però moltissime persistenze del periodo precedente, del regime fascista senz'altro, ma come vedremo anche delle epoche precedenti. E questo è evidente fin proprio dall'invenzione della democrazia, fin dai primissimi tempi quindi della storia repubblicana. Basti pensare, è stato appena evocato, alla conquista del diritto di voto. Il famosissimo decreto, noto come decreto De Gasperi Togliatti, del 1 febbraio 1945, è già un emblema, perché estende il diritto di voto alle donne che avessero compiuto 21 anni di età. E questo evento, innanzitutto, pur segnando una vittoria veramente secolare, passa piuttosto, non dico inosservato, ma la stampa non gli dedica, diciamo, l'enfasi che ci si potrebbe aspettare, e soprattutto non si presta grande attenzione a 2 aporie, a 2 discriminazioni di fatto che sono presenti in questo decreto, nel testo di questo decreto. Ovvero, innanzitutto c'è una dimenticanza, chiamiamola così. Inizialmente il decreto non estende alle donne il voto passivo, ma solo quello attivo, cioè sanciva che le donne potessero votare ma non essere elette. Una dimenticanza, come potete immaginare, molto forte sul piano anche simbolico, perché ci fa capire quanto fosse difficile metabolizzare l'idea di una donna che legifera, che appunto il cui impegno, come dire, si immaginava più facilmente nelle opere assistenziali, in un impegno di forma civile, nei momenti di emergenza come appunto la guerra, e si faceva invece più fatica a immaginarla, come dire, protagonista della vita politica quotidiana. C'è un'altra, come dire, aporia. Il decreto del 1 febbraio 1945, nel momento in cui sancisce il suffragio universale, però prevede l'esclusione dal voto di una categoria specifica di donne: le donne schedate come prostitute di strada, quelle cioè che esercitano, cito, il meretricio fuori dai locali autorizzati, fuori dalle case di tolleranza.
Infatti dobbiamo ricordare insomma il contesto, cioè le prostitute che esercitavano quindi ostentatamente sulle pubbliche vie per strada non rispondevano a quella moralità che proprio il genere femminile era richiamato a ricostruire dopo i disordini della guerra, non rientravano in quello schema valoriale che legava la cittadinanza delle donne alla funzione sociale della maternità. Entrambe queste, diciamo, aporie vengono corrette successivamente, la prima nel 46 in vista del voto del 46, la seconda l'anno dopo nel 47. Mentre, anche questo non è mai banale sottolinearlo, le case chiuse, quindi il sistema della prostituzione di Stato regolata tramite un sistema di bordelli a gestione pubblica diffusi su tutto il territorio nazionale fin dal 1860, il sistema delle case chiuse, dicevo, attraversa il ventennio fascista e rimane in piedi per i primi anni della storia repubblicana, con una sostanziale, come dire, trasversale compiacenza di tutti i partiti politici, e questo fino alla famosa legge Merlin del 1958. Ora, questo esempio, quello appunto della perduranza del sistema delle case chiuse, è uno dei tanti elementi di continuità che possiamo vedere appunto agire nel lungo periodo, da un regime all'altro, e particolarmente quindi dal fascismo alla Repubblica. Indubbiamente, non voglio dire appunto, l'avvento della Repubblica ha comportato il riconoscimento di fondamentali nuovi diritti per le donne, particolarmente grazie alla Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948, come si ricordava prima, alla stesura della Costituzione hanno partecipato, facendo sentire la loro voce, anche 21 elette, quindi non arrivavano al 4%, ma la fecero pesare la loro voce, dimostrandosi particolarmente consapevoli di dover volgere lo sguardo al futuro, cioè consapevoli del fatto che quel testo costituzionale avrebbe avuto una funzione anche proprio nel consolidare, nello sviluppare ulteriormente quindi il sistema democratico negli anni a venire. E, come dire, collaborarono tra di loro anche trasversalmente ai partiti politici, alle appartenenze politiche, soprattutto anche nella stesura dei principi fondamentali destinati appunto a indirizzare lo sviluppo successivo. Ricordo particolarmente l'importanza dell'articolo 3, appunto, che vedete riprodotto nella slide, quindi che combatte di fatto tutte le discriminazioni e che soprattutto dà alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che ci sono appunto sulla strada della parità tra cittadini e cittadine. E dicevo, nonostante ciò, appunto, le continuità con il regime precedente sono numerose e convivono in modo molto contraddittorio con alcuni dei principi appunto della Carta Costituzionale. Qui vi ho messo soltanto in modo molto veloce alcuni esempi, appunto vi dicevo il sistema delle case chiuse, il codice civile con cui si è conclusa la relazione precedente, appunto risistemato nel 1942, viene traghettato nell'Italia repubblicana e quindi il divorzio, la possibilità di sciogliere il matrimonio non è appunto inserita nell'ordinamento giuridico fino al 1970. Il diritto di famiglia, si è già accennato a questo, verrà riformato quindi soltanto nel cuore degli anni 70 e il codice penale, insieme al codice civile, anche il codice penale dell'Italia repubblicana è il codice Rocco del 1930, quindi anche il codice penale viene traghettato da un regime all'altro. Ora, queste continuità trovano nella famiglia, nella concezione della famiglia offerta dalla Costituzione, un elemento, come dire, un pilastro, un elemento fondamentale. Considerate appunto che la Costituzione assegna alla famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, un valore fondamentale all'interno della quale la donna svolge una funzione essenziale. Considerate che le storiche del diritto hanno versato fiumi di inchiostro, veramente, per riflettere su un articolo in particolare della Costituzione, l'articolo 37, mettendone in luce appunto le ambiguità, potremmo dire, perché è un articolo che dedicato appunto al mondo del lavoro, al rapporto delle donne con il lavoro, e che, come vedete nella slide,
Da un lato sancisce la parità, quindi la donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, e vi ho sottolineato l'espressione la donna lavoratrice, il lavoro è un aggettivo, non è un attributo, per l'uomo è identitario, diciamo. E la seconda parte dell'articolo: le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, dove capite che l'ambiguità sta proprio in questo complesso aggettivo essenziale, che indica certamente una funzione necessaria, preziosa e al tempo stesso però ontologicamente legata al corpo, predeterminata. E i primi decenni della storia repubblicana si sono mossi, quindi sono stati caratterizzati pertanto da una legislazione indirizzata proprio a proteggere, a tutelare le donne lavoratrici in quanto madri, senza di fatto imboccare pienamente la seconda parte dell'articolo 3 di cui abbiamo visto prima, che è quello che dovrebbe tendere quindi a rimuovere gli ostacoli che ci sono sulla strada di una sostanziale parità. E qui molto rapidamente, senza ripercorrere, ma soltanto per darvi un senso del percorso che è stato fatto dopo quindi l'approvazione della Costituzione, nei decenni a venire, per regolamentare ulteriormente il rapporto delle donne con la famiglia e con il lavoro, vi ho messo alcuni esempi di leggi appunto al riguardo. Dal 50, quindi con la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la tutela del lavoro a domicilio, poi verrà appunto affrontato nella relazione successiva in modo specifico il tema anche della legge del 1963 per i pubblici uffici e le professioni, il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, continuando così, ve ne ho messe altre in quest'altra slide appunto. Mi fa piacere sottolineare l'ordinamento della scuola materna statale, dove tra l'altro l'aggettivo materna è oggetto fin dagli anni 60 di un grandissimi dibattiti, perché c'era già chi negli anni 60 pensava fosse più opportuno parlare di scuola dell'infanzia, quindi per cercare di svincolare la scuola quindi da un ruolo predeterminato delle donne come madri. E quindi, come vedete poi, particolarmente alcune leggi che vengono approvate nel corso degli anni 70. Anni 70 che sono noti, credo, un po' a tutte e a tutti per essere stati un decennio in Italia in cui sono state approvate in pochi anni delle fondamentali appunto leggi che hanno avuto un patto riformista sul piano dei diritti civili, che non ha, si dice, una quantità di leggi tali che non ha paragoni appunto nella storia italiana, perché sono concentrate veramente in pochissimi anni. Durante gli anni 70, soprattutto penso al movimento femminista, si è diffusa un po' la critica nei confronti di questa legislazione di tutela, di protezione appunto della maternità, che sembrò ad alcune eccessiva, oppure più che eccessiva forse un'arma a doppio taglio, anche perché si iniziava, come dire, a manifestare, a rendere sempre più evidente il fatto che i discorsi e l'impegno prestato sul piano della parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro non aveva la capacità di mettere in discussione di fatto una condizione di inferiorità nella sfera domestica all'interno della famiglia, e cioè l'idea anche quindi che anche queste fondamentali conquiste nella sfera pubblica non fossero in grado di andare al cuore, come dire, dell'oppressione delle donne, particolarmente quindi evidente all'interno della sfera domestica. C'è proprio una contraddizione, potremmo dire, appunto, tra le conquiste galoppanti appunto nella sfera pubblica e la contemporanea persistenza di una condizione proprio di subalternità. Subalternità, come si accennava anche prima, quindi, che verrà combattuta, potremmo dire, nel corso degli anni 70, tramite appunto la riforma del diritto di famiglia, la riforma che va a incidere, quindi a cambiare alcune parti del Codice Civile del 1942, prendendo di mira, diciamo, proprio questo assetto gerarchico di cui abbiamo sentito parlare prima, dove appunto c'è una codificata gerarchia di potere appunto all'interno della famiglia, e da questo punto di vista, non potendo
capite bene che solo la riforma del diritto di famiglia avrebbe meritato anche più di una relazione, insomma, quindi andando molto velocemente vi ho messo qui come esempi 2 articoli della riforma del 75, dove appunto si vede come l'obiettivo sia anche quello di cercare di attuare la parità appunto all'interno della famiglia, quindi con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. E poi alla fine, se avrò tempo, tornerò su alcune parti appunto della riforma del diritto di famiglia, che, come vi dicevo, tra l'altro, no, questo mi fa piacere ricordarlo visto la platea, presta una particolare attenzione anche ai diritti dei figli, perché la potestà, l'educazione, il mantenimento dei figli viene stabilito che deve spettare appunto ad entrambi i genitori, con l'obbligo di tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Non è una rottura di poco conto. E quindi, come vi dicevo, l'obiettivo è quello di adeguare il codice civile, ad esempio, all'articolo 29 della Costituzione, che riconosce appunto il matrimonio come basato sull'uguaglianza. Vi dicevo prima che tra le continuità ci sono quelle legate al codice civile, ma ci sono anche quelle legate al codice penale. Codice appunto penale varato nel 1930, quindi siamo in pieno fascismo, espressione della volontà di Mussolini di arrestare il calo demografico in atto, ma anche di una concezione della maternità come servizio reso alla nazione. Transita quindi nell'Italia repubblicana anche un'intera parte del codice penale dedicata in modo specifico ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. Questa era la formula, appunto il titolo 10 del codice penale. Vedete qui nella slide riprodotti gli articoli. Ci sono vari articoli che criminalizzano l'aborto procurato. C'è anche fondamentale l'articolo 553, che è quello che criminalizza la promozione, la diffusione di conoscenze contraccettive. E poi abbiamo come reati anche, ad esempio, il contagio di sifilide, quindi il contagio di malattie sessualmente trasmissibili. E quindi considerate, ora vado ovviamente molto veloce, però il fine di questi articoli, il fine di questo aspro controllo sui comportamenti sessuali e riproduttivi delle donne non era tanto per il fascismo la tutela della moralità pubblica, del buon costume, né tantomeno della famiglia e neppure della vita nascente, bensì appunto la stirpe integra e sana. Vi ho evidenziato però un articolo, il 551, la causa d'onore. C'è infatti un elemento che a prima vista può apparire paradossale, perché il legislatore fascista aveva deciso da un lato di punire severamente e anche minuziosamente, diciamo, i reati contro la sanità e l'integrità della stirpe, ma dall'altro aveva inserito delle attenuanti nel caso in cui alcuni di questi reati fossero stati compiuti per difendere l'onore. Quindi il controllo della riproduzione, il controllo dei corpi delle donne era accompagnato da una tutela dell'onore di tipo prevalentemente sessuale e, come ormai la storia della violenza sessuale contro le donne ha ormai ben dimostrato, penso ai tanti lavori della Società Italiana delle Storiche, particolarmente di Simona Feci e Laura Schettini, l'onore femminile aveva a che fare con la verginità e soprattutto con la fedeltà delle donne. Era un bene di cui le donne erano depositarie, ma non padrone, perché di esso erano responsabili i maschi, principalmente i maschi della famiglia, ma anche i maschi della comunità di appartenenza, diciamo, supportati in questo in modo formale dall'ordinamento giuridico. Avete sentito parlare questa mattina del reato di adulterio nel lungo periodo, appunto. Beh, è così che si spiega appunto il fatto che l'infrazione della fedeltà sessuale da parte di una moglie sia stata un reato punito anche con particolare severità fino al 1968.
Quindi un reato specifico proprio per le donne. Era diverso appunto il caso appunto del marito, lo vedete riprodotto qui nella slide, perché il marito poteva venire punito soltanto se avesse tenuto la concubina proprio in casa, quindi insieme alla legittima moglie. E come vedete questi due articoli vengono poi dichiarati costituzionalmente illegittimi appunto nel 68 e nel 69. 10 anni dopo, quindi nel 1978 invece, si volterà a pagina rispetto all'attenuante della causa d'onore per il reato di aborto procurato. Cioè dovete pensare quindi che il codice penale da un lato puniva appunto in modo molto severo il reato di aborto procurato e al tempo stesso prevedeva delle attenuanti nel caso in cui la donna avesse compiuto quel reato per, come dire, difendere l'onore proprio, per cancellare il frutto della colpa, cioè cancellare una gravidanza nata da una relazione illegittima, fuori dal matrimonio. Quindi se avesse appunto abortito per cercare di pulire il suo, come dire, di difendere il suo onore, beh, allora avrebbe potuto meritare di alcune attenuanti. Ora, considerate che tutto il titolo 10 del codice penale viene abrogato nel 1978 dalla famosa legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione interruzione volontaria della gravidanza, che nell'ultimo articolo, sono 22 articoli che compongono la legge, alla fine appunto di tutti gli articoli c'è l'ultimo appunto che cancella finalmente il titolo 10 del codice penale. Altri anni ancora invece serviranno per cancellare del tutto l'attenuante della causa d'onore, perché la causa d'onore continuava a rimanere in vigore per altri reati, particolarmente per i reati di violenza sessuale. Immaginate quindi che per praticamente un secolo, dal 1889 fino al 1981, quindi, l'omicidio della moglie, della figlia, della sorella considerata colpevole e responsabile di una relazione illegittima fuori dal matrimonio, compiuto da un uomo nello stato d'ira determinato dall'offesa recata al suo onore, all'onore della famiglia, beh, questo tipo di omicidio particolare, quello quindi che un uomo compie mosso dall'ira per aver scoperto la relazione illegittima di sua moglie, di sua sorella, di sua figlia, beh, veniva considerato un omicidio meritevole di alcune attenuanti, comunque sia un atto in qualche modo dovuto da parte dell'uomo, che si riteneva che per natura avrebbe dovuto reagire a quella scoperta appunto con violenza, con aggressione e con ira. È il cosiddetto famoso appunto delitto d'onore, al quale tra l'altro sono stati dedicati moltissimi film anche nel corso degli anni 60. Insieme al delitto d'onore nel 1981 viene quindi cancellato anche il matrimonio riparatore, quindi la possibilità per uno stupratore di vedere estinto il reato di violenza carnale tramite il matrimonio con la donna appunto violentata. La legge che ha appunto cancellato l'attenuante della causa d'onore in Italia, appunto arriva, come vi dicevo, nel 1981, è la legge numero 442 del 1981, che è arrivata però, considerate, dopo veramente una battaglia dentro e fuori il Parlamento durata di fatto 20 anni. Qui vi ho messo soltanto due delle tante protagoniste appunto di questa battaglia. Una è la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, che appunto è colei che innanzitutto presentò la prima proposta di legge in materia nel 1963, poi ci ha riprovato, diciamo così, nel cuore degli anni 70, presentando una proposta di legge molto articolata che voleva correggere tutte le discriminazioni presenti ancora nel codice civile e in quello penale. Questa proposta di legge viene smantellata passo passo perché rimangono in piedi appunto soltanto gli articoli che vanno a cancellare la tutela della causa d'onore. Quindi immaginate la prima proposta di legge nel 63, l'approvazione definitiva nel 1981 e in mezzo, come dire, in questo percorso è molto famosa, insomma, e merita di essere ricordata Franca Viola, che appunto nella Sicilia degli anni 60 ha rifiutato, con il sostegno di suo padre e della sua famiglia, di sposare l'uomo che l'aveva rapita e violentata.
creando un dibattito pubblico appunto molto acceso, nonostante fosse stato molto acceso, comunque sia non in grado di portare ad una riforma legislativa in tempi brevi. Considerate, e arrivo alle conclusioni, che questa legge, la riforma del 1900, la legge dell'81, ha determinato un'innovazione profonda, veramente dal grande impatto sia sociale appunto che prettamente giuridico, anche perché andava proprio in contrapposizione con l'impianto del codice penale Rocco, che come avevamo visto attribuiva di fatto il controllo dei corpi femminili agli uomini e allo Stato. Ed è un passaggio fondamentale di quel lunghissimo percorso di contrasto alla violenza sessuale. Nel pomeriggio ne sentirete a parlare appunto del percorso che ha portato anche tra le altre cose alla legge del 1996. Quindi, come dire, in conclusione, a distanza di appunto oltre 40 anni da questa data, la discrasia tra uguaglianza nella sfera pubblica e inferiorità nella sfera privata è stata sicuramente attenuata, ma continua ad agire in forme più subdole, forse meno eclatanti, perpetuando una situazione di incompleta sovranità delle donne sul proprio corpo, tema che infatti è quotidianamente al centro dell'agone politico. Penso alle continue discussioni sulla legge che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza, ma penso anche a un tema, insomma, del diritto di famiglia che è rimasto irrisolto dalla riforma del 1975, di cui si è parlato anche all'inizio della mattinata, perché nella riforma del 75 si è affrontata la questione del cognome della moglie rispetto appunto, prendendo le distanze dal codice civile, perché si è stabilito nel 75 che la moglie non avrebbe dovuto cancellare il proprio cognome al momento del matrimonio, ma che avrebbe potuto aggiungere, appunto, tenere entrambi, quelli del marito e quello della famiglia di appartenenza. Ma nulla si fece rispetto alla normativa in materia di trasmissione del cognome ai figli. Nonostante l'Italia sia stata condannata nel 2014 dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e nonostante una sentenza storica della Corte Costituzionale del 2022 abbia dichiarato illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome dei padri ai figli, quindi questa sentenza ha stabilito la possibilità di attribuire anche il cognome materno con il consenso del padre, ma non ha stabilito la possibilità di attribuire il cognome materno in via esclusiva. Nonostante tutto siamo ancora in attesa di interventi legislativi adeguati che pongano definitivamente rimedio ai residui di questa discriminazione che è, come dire, sicuramente emblematica, simbolicamente potente, insomma, della persistenza di residui patriarcali nella nostra società, della parzialità anche del discorso giuridico e della sua strumentalità alla perpetuazione appunto di alcune disparità di potere tra uomo e donna che, come vi dicevo fin dall'inizio, sono particolarmente evidenti nella sfera privata. Grazie. Piacere Emilia, Liceo Marco Polo. Dal romanzo di Maria Grazia Calandrone. Dove non mi hai portata? Mia madre. Un caso di cronaca. Il male minore. Nei casi di infedeltà coniugale, il diritto italiano dell'epoca prevede una vistosa disparità di trattamento tra mogli o mariti. Secondo gli articoli 559 e 560 del Codice Penale, che disciplinano rispettivamente i reati di adulterio e concubinato, la moglie incorre nel reato anche se tradisce il marito un'unica volta. Il delitto è punibile a querela del marito e con lei è trascinato nella pena l'amante. Se il tradimento evolve in relazione stabile, dunque se fra due attori del reato verosimilmente si installa amore, il castigo aumenta. Quando invece è il marito a tradire, l'infedeltà viene punita solo se l'uomo convive nella casa coniugale o notoriamente altrove con la sua concubina. La Corte Costituzionale affronta ripetutamente la questione della palese disuguaglianza e ripetutamente la sottoscrive, adducendo la motivazione che, oggetto della tutela,
nella norma dell'articolo 559 del Codice Penale, non è esclusivamente il diritto del marito alla fedeltà della moglie, ma il preminente interesse dell'unità della famiglia, che dal comportamento infedele della moglie è leso e messo in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di un'isolata infedeltà del marito. Reto pensiero, giusto un filo evoluto, della tradizione omerica Penelope Ulisse. La donna è il collante del nucleo domestico. Solo a fine del dicembre 1968, sulla base dell'articolo 29, che stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la Corte dichiara finalmente incostituzionali i commi 1 e 2 dell'articolo 559, reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie. Ma deve passare ancora un altro anno, sentenza del 3 dicembre 1969, numero 147, perché l'incostituzionalità venga estesa ai commi 3 e 4 degli articoli 559, reato di relazione adulterina della sola moglie, e 560, concubinato del marito. La legge arranca dietro i piani di evidenza della prassi e della giustizia, spesso ufficializzati con ritardi rischiosi per la vita. Nel 1964 Lucia e il computato amante Giuseppe sono infatti due ricercati. La pena è 2 anni di galera, deterrente che vorrebbe arginare la pena di un amore che si è già tradotto nella costituzione di una nuova vita, con diritti naturali e equivalenti. Come costringere chiunque nella vita che non vuole più vivere? Come obbligarlo alla convivenza di un disamore coniugale, ormai naturalmente concresciuto dal tradimento di delusione e ferocia? Quasi certamente Lucia non ha notizie delle lotte femministe, che in quegli anni cominciano a percuotere a colpi di reggiseno le fondamenta delle famiglie tradizionali. Vorrebbe solo vivere una vita voluta, solo vivere in pace quel tratto di tempo corporale che pertiene alla fisica e chiamiamo vita, nonostante il fascismo naturale che la investe in pieno viso. Spinta oltre se stessa dalla necessità, Lucia combatte la sua guerra inconscia e solitaria, contro la dittatura della normalità, contro il comune bisogno di espellere il perturbante, il disordine, tutto ciò che si scosta dal sordo imperio della maggioranza. Grazie anche per questa lettura. Io abuso del mio potere, quindi di presidenza, per consigliare a chi non l'avesse ancora letto il romanzo meraviglioso di Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata, e o l'ascolto del podcast Mia madre è un caso di cronaca. Sì, non c'è bisogno di presentazione per l'ultima relatrice della mattina, devo farlo, ma lo stesso. Inizio dalla fine, cioè dal fatto che Antonella Magaraggia è presidente dell'Ateneo Veneto, di cui è socia dal 2001, è stata in magistratura dal 1985 al 2022, ha ricoperto varie funzioni, soprattutto nella sede di Venezia, anche come giudice minorile, come presidente di sezione e poi presidente di tribunale. Si è occupata sia di materia penale sia di materia civile, è stata componente di diverse commissioni presso il Ministero della Giustizia e svolge un'intensa attività didattica da più di 30 anni. Mi fermo qui e leggo troppo, ma no, perché con i tempi siamo giusti comunque. Dunque, il titolo del suo intervento di oggi è perfetto anche rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato. Donne in magistratura, un percorso in salita, e perciò le lascio molto volentieri la parola. Grazie. Io prima di iniziare la relazione vorrei che la studentessa che ringrazio leggesse una parte di discussione che si è fatta all'interno dell'Assemblea Costituente sul fatto che le donne potessero o non potessero fare i magistrati. Grazie. Grazie a lei. Lunga e accesa fu la discussione in Assemblea Costituente sul fatto che le donne potessero o non potessero fare il magistrato. Ecco alcuni pareri. Onorevole Salvatore Marnironi. Nella sua costituzione psichica,
La donna non ha le attitudini per far bene il magistrato, come dimostra l'esperienza pratica in un campo affine, cioè nella professione dell'avvocato. Tutti avranno notato quale scarsa tendenza e adattabilità abbia la donna per questa professione, perché le manca, proprio per costituzione, quel potere di sintesi e di equilibrio assoluto che è necessario per sottrarsi agli stati emotivi. Onorevole Enrico Molè, è noto già nel diritto romano che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacità di lavoro. Onorevole Giuseppe Codacci Pisanelli, in udienza alle volte la discussione si protrae per ore ed ore e richiede la massima attenzione da parte di tutti. È evidente che per un lavoro simile sono più indicati gli uomini che le donne. Onorevole Bruno Villabruna, il giorno in cui avrete affidato l'amministrazione della giustizia ad un corpo giudicante misto, che cosa avrete ottenuto? Avrete portato nel sacro tempio della giustizia un elemento di più di confusione, di dissonanza, di contrasto. Se tutto questo possa giovare al prestigio, alla serietà della giustizia, alla certezza nell'applicazione della legge, lo lascio giudicare a voi. Onorevole Giuseppe Bettiol, San Paolo diceva: tacciano le donne nella chiesa, e se San Paolo fosse vivo direbbe: facciano silenzio le donne anche nei tribunali. Onorevole Antonio Romano, la donna deve rimanere la regina della casa. Con tutto il rispetto per le capacità intellettuali della donna, ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche. Grazie alla studentessa. Io ho voluto che venissero letti questi pareri, perché questo era il clima all'interno della Costituente. Per i ragazzi e le ragazze, penso che lo sappiano, presenti, sarà quel gruppo di persone che era incaricata di redigere la nostra Costituzione. Ma qual era la situazione legislativa in cui discutevano i nostri costituenti e le nostre costituenti? Era quella legge che è stata citata prima, cioè la legge Sacchi del 19, che era stata importante perché per certi versi era stata avanti, aveva abrogato l'istituto dell'autorizzazione maritale, riconoscendo alle donne piena capacità giuridica. E aveva anche detto che le donne sono ammesse, a pari del titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici. Quindi un grande passo avanti. Peccato che quella legge avesse escluso le donne da alcuni tipi di lavoro, e cioè il potere giurisdizionale, fare i giudici, esercizio di diritti e potestà politiche, fare le politiche, o i mestieri attenenti alla difesa dello Stato. E diceva che poi la specificazione di questi divieti sarebbe stata fatta con apposito regolamento. Il regolamento di attuazione, che è il numero 39 del 1920, ridusse ancora di più le possibilità e introdusse una serie di divieti, per cui le donne non potevano fare il prefetto, il diplomatico, il direttore generale presso i ministeri, il ministro, l'ufficiale giudiziario, il cancelliere e il magistrato. C'erano fortunatamente le avvocate già negli uffici giudiziari, ma insomma erano le uniche presenze femminili, con una conquista anche lì che ha richiesto una lunga battaglia. Ma poi viene anche il fascismo e il Regio Decreto numero 12 del 1941 dice che per essere giudice, per essere ammessi alle funzioni giudiziarie, occorreva essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile e iscritto al Partito Nazionale Fascista. Quindi praticamente donne totalmente escluse.
Ma arriviamo allora alla Costituzione. L'Assemblea Costituente doveva essere un grande momento, come dire, di discussione e anche di rivendicazione e attuazione di tanti diritti per le donne. Eravamo entrati nella Repubblica, c'erano fior di costituenti, cioè c'erano dei elementi come dire, fior di intellettuali, di giuristi all'interno della Costituzione, eppure sto argomento stava evidentemente sul gozzo. Tant'è che dedicano proprio un'apposita sessione a discutere se le donne potessero o non potessero entrare in magistratura. Proprio il 31 gennaio 1947 si discute di questo annoso problema. Avete sentito alcuni dei giudizi. Adesso io penso che le ragazze e i ragazzi se li sentano, pensano che parliamo della preistoria. Queste erano le opinioni dei cosiddetti padri costituenti. Peccato che ci fossero più padri costituenti e le madri costituenti fossero poche, 21, perché quelle poche, come si è detto, si batterono. Per esempio Teresa Mattei e Maddalena Rossi chiesero proprio di introdurre un emendamento dicendo le donne sono ammesse, cioè le donne possono entrare in magistratura. Ovviamente fu chiesto il voto segreto e l'emendamento non passò. Insomma, i costituenti che hanno, come dire, redatto, hanno contribuito a redigere, diciamo, un testo molto importante per la nostra Repubblica, molto innovativo e ancora molto vitale, perché la Costituzione italiana è una delle più belle Costituzioni che, come dire, si possano ancora leggere. Lì, su questo argomento, sono stati poco coraggiosi, ma aggiungo anche un po' farisaici, perché sostanzialmente hanno ritenuto che bastasse un articolo perché le donne potessero essere ammesse, cioè non hanno avuto il coraggio di affermarlo. Siccome c'era l'articolo 51 che diceva che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, ritenevano che bastasse questo. In realtà l'articolo diceva secondo i requisiti della legge. I requisiti della legge erano quelli del decreto Grandi, e se il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista e il requisito della razza ormai, diciamo, dopo il fascismo non c'erano più a Repubblica nata, rimaneva il fatto che dovevi essere un uomo. Cosa succede? Perché parlo di un atteggiamento farisaico? Perché gli articoli della Costituzione lasciavano agli interpreti sia la possibilità di ammettere le donne alla carriera di magistrato, sia la possibilità di non ammetterla. Chi la sosteneva invocava quell'articolo 51 che ho appena letto, cioè tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici. Chi invece non la sosteneva richiamava l'articolo 37, e cioè diceva che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento alla donna della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Allora ovviamente l'interprete che non voleva che le donne entrassero in magistratura diceva vabbè, ma se fai il magistrato non puoi fare la mamma, non puoi fare la moglie, non puoi adempiere alla tua essenziale funzione. E c'è anche qualcuno che invocava l'articolo 97. L'articolo 97 dice che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e siccome le donne non avrebbero potuto garantire il buon andamento e tantomeno l'imparzialità visto il loro carattere, era il caso che non entrassero in magistratura. Cosa succede? Qui abbiamo visto costituenti tiepidi, costituenti poco coraggiosi. Cosa succede dopo la Costituzione? Siamo nel 1955 e l'allora Ministro della Giustizia, Aldo Moro, propone una legge che consenta di inserire le donne
nelle giurie popolari delle corti d'assise dei tribunali per i minorenni. Ovviamente così un po' le si ghettizza solo ai tribunali dei minorenni, giurie popolari, perché nelle corti d'assise, che sono le corti che giudicano i reati, diciamo, più gravi, ci sono sia giudici professionali che cittadini comuni. Si riesce ad arrivare a questa legge, quindi questo è un grande passo avanti. La legge numero 1441 del 56 consente alle donne di entrare in questo, diciamo, a contribuire all'amministrazione della giustizia. Però, diciamo, le opinioni sul punto sono ancora molto arretrate. In un libro del 57 di grandissimo successo, Eutimio Ranelletti, che diventerà presidente onorario della Cassazione, quindi una carica molto importante, dopo aver elencato tutte le doti che deve avere un magistrato, intelligenza, serietà, serenità, equilibrio, eccetera, eccetera, aggiungeva, leggo testualmente, elementi tutti questi che mancano in generale nella donna, che in generale è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anziché no, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal pietismo, che non è la pietà, e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente e saggiamente nella loro giusta portata i delitti e i delinquenti. Quindi siamo nel 57, 2 anni prima che io nascessi. Abbiamo però un altro, perché si procede sempre, questa è una cosa, si procede sempre per piccoli passi. Vi ricorderete che ho menzionato la legge Sacchi. La legge Sacchi impediva alle donne sostanzialmente di entrare nella giustizia, in politica e nella difesa. La Corte Costituzionale, che è quell'organismo, lo dico per i ragazzi presenti, che fa sì, cioè che verifica se le leggi che ci sono siano corrispondenti alla nostra Carta Costituzionale, dice che quell'articolo è incostituzionale nella parte in cui esclude che le donne possano entrare in politica sostanzialmente. Quindi è un passetto avanti che facciamo, le abbiamo adesso fatte entrare perlomeno in politica. Però questo valeva, la pronuncia della Corte Costituzionale, solo per l'esclusione dalla politica, rimaneva l'esclusione dalla magistratura e dalla difesa. Quindi, nonostante ci fosse l'articolo 3 della Costituzione, che sarebbe bastato perché le donne potessero entrare in magistratura, perché non c'è differenza di sesso, lo dice lo stesso articolo 3, differenza di sesso noto che è stato introdotto quella parte lì da una costituente, Teresa Mattei. Arriviamo finalmente alla legge numero 66 del 1963, che permette alle donne di entrare in magistratura. Notate che eravamo a 15 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, quindi insomma il percorso è stato lungo. Il 3 maggio del 1963 viene indetto il primo concorso e con decreto ministeriale del 3 maggio del 65 entrano le prime 8 donne in magistratura. E mi piace ricordare i nomi: Graziana Calcagno, Emilia Cappelli, Raffaella D'Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli. Ovviamente come vengono accolte? I giornali si scatenano, cioè non viene fatta nessuna valutazione sul loro curriculum, ma vengono definite giudici in gonnella, bella napoletana, ha 2 figli, intende sposarsi, cioè tutte notazioni attinenti alla sfera personale. Vabbè, ma c'è ancora il codice del 42, lo dice proprio una di queste colleghe, ancora le donne sono subalterne all'uomo, c'è ancora il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, che abbiamo visto sono stati tolti tutti dopo, quindi l'ambiente era quello. Gabriella Luccioli, che è
che è anche stata un'amica, oltre che una bravissima collega, racconta che quando entrò il primo giorno il procuratore generale citò un passo di un filosofo del diritto ottocentesco sulla predisposizione femminile al ricamo e al cucito. E lei si aspettava che lui prendesse le distanze, cioè dicesse: questo filosofo dice questo, ma adesso ci siete voi. No! Lui ringalò e era assolutamente convinto ed era aderente al pensiero del filosofo, e in effetti diceva: adesso abbiamo queste donne in magistratura, l'unica possibilità è quella di mandarle al tribunale per i minorenni. E Gabriella Luccio gli disse: benissimo, in quel preciso momento io decisi che mai sarei andata al tribunale per i minorenni, e così ha fatto. Allora, il titolo della mia relazione era: la nostra è stata una storia in salita, ma devo dire che è stata una storia di riscatto. Cioè, io credo che adesso la situazione sia davvero paritaria, e perlomeno in questo settore, e che veramente la differenza sia data dalla competenza e non dal fatto che a giudicare sia un uomo o una donna. Ma quando è che sono cambiate le cose? Nel 1987 per la prima volta le vincitrici al concorso superano i vincitori. Il trend è altalenante sino al 1996, concorsi in cui ci sono più magistrate o più magistrati. Dal 1996 il numero delle donne vincitrici dei concorsi è sempre superiore a quello degli uomini. Allora, perché secondo me questo? Allora, la cosa più banale e anche più rivendicativa sarebbe da dire che le donne sono più brave, e secondo me lo sono. Ma attenzione, c'è un dato di fatto: noi entriamo per concorso e il concorso è anonimo, cioè non si sa se chi scrive è un uomo o una donna, e questo secondo me fa molto la differenza. Rispetto a un colloquio in cui ti vedono se sei una donna, se sei un uomo, se sei giovane, se non sei giovane, se pensi di avere figli, se non hai figli, se sei sposata e non sei sposata, lì siamo tutti uguali. E secondo me questo fa la differenza. E anche qui non è stato un passaggio semplice, cioè dalle 8 colleghe a quelle che poi hanno aumentato i ranghi della magistratura. Io racconto e qui anche concludo, per esempio, quello che è accaduto a me. Io sono entrata in magistratura esattamente 20 anni dopo il primo concorso del 65, sono entrata nell'85, quindi già una situazione diciamo evoluta da questo punto di vista. Eppure io ho iniziato facendo il pretore in un paesino del Polesine, quando mi chiamavano perché ero di turno, succedeva qualche incidente, morti eccetera, insomma ti chiamavano, e ogni volta il maresciallo mi diceva: mi scusi signora, mi passi il pretore, e io ogni volta dovevo dire con voce stentorea: no, guardi che il pretore sono io. Allora lui diceva: scusi, non mi ricordavo più che lei era una femmina. Questa battuta poi era diventata una specie di siparietto, e così. Oppure ricordo ancora quando ho iniziato, noi facciamo un periodo che all'epoca si chiamava uditorato, in cui impariamo a fare il mestiere. Ero con Carlo Nordio, che è l'attuale ministro nostro di giustizia, io ero di lato, lui stava facendo un interrogatorio. A un certo punto dice, aveva un impegno in udienza, e dice all'imputato e all'avvocato: dice, adesso continua la collega. E questo imputato, devo dire, non una mente eccessa, era un pescatore di Chioggia, comincia a dire: mi no parlo con sta qua, chi sea sta qua. E dopo ripetute, come dire, gomitate del suo avvocato che dica parli a un giudice, si è convinto a parlare. Ecco, questo per dirvi che il percorso è sempre stato un po' in salita. E anche vorrei dire questo: attenzione, che i diritti che le donne, anche altri diritti, ma adesso stiamo parlando di questi, che le donne hanno acquisito, sono frutto, e lo dico alle ragazze,
qui presenti, sono frutto di tante lotte, di tanti sacrifici che hanno fatto donne e anche uomini che ci hanno preceduto, e che sono diritti che si ha la sensazione che permangano per sempre, invece non è così. Guardate quello che accade in paesi vicino al nostro, guardate quello che accade in Iran. I diritti delle donne, come possono essere acquisiti, possono essere anche tolti. Quindi bisogna continuare, essere molto vigili. Quando io sento dire da alcuni amici io sono per i diritti delle donne ma non sono femminista, io dico ero femminista, sono femminista e rimarrò sempre. Concludo. Il nostro Eutimio Ranelletti, quello che ho citato prima, si domandava, dopo aver detto che le donne non potevano entrare in magistratura, si domandava che cosa sarà della giustizia in Italia, la patria del diritto, se domani il 50% dei posti di giudice sarà occupato. Che Dio ce ne scampi e liberi da giudici in gonnella che non hanno il senso del diritto. Io credo che Ranelletti, vedendo quello che accade oggi, si rivolterà nella tomba e noi lo lasciamo rivoltare. Grazie.